Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come sempre vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere i vari lavori che dobbiamo fare nei vari periodi dell'anno. Ora ci troviamo in un vigneto di Trebbiano e lo abbiamo già potato. Vi vogliamo però far vedere non tanto la potatura in generale di una vite in produzione, ma vogliamo farvi vedere una potatura di allevamento. In questo vigneto, come avevamo fatto già dei video in passato che documentavano il lavoro, abbiamo fatto alcuni rimpiazzi di viti morte attraverso l'acquisto in vivaio di nuove barbatelle e abbiamo messo dimora negli scorsi anni. Ovviamente dobbiamo andare anno per anno a gestire la potatura anche di queste nuove piante in modo tale poi da poterle farle crescere nel modo giusto, nel modo corretto e che poi possano portare frutto. Come vi avevamo già spiegato ormai nei vari video, noi per andare a occupare gli spazi lasciati dalle vite morte generalmente usiamo il sistema della propagazione, della propagine, ecco, per Margotta o simili per propagine. Ovviamente, come abbiamo sempre spiegato, non sempre si riesce ad adottare questo sistema perché bisogna avere un impianto con una grande vigoria o comunque che la vite vicino dove c'è il buco, ecco, abbia le caratteristiche che ci consenta di sviluppare questa propagine. Ecco, dove appunto abbiamo altri buchi lasciati indietro e non siamo riusciti a tamponare in questo modo un po' artigianale, un po' alla buona, ecco che allora andiamo a fare i rimpiazzi attraverso l'utilizzo della trivella, attraverso l'acquisto di nuove barbatelle e poi la messa a dimora di queste nuove piantine. Ecco, questa è una vite in piena produzione, come dicevamo, cui abbiamo lasciato i due speroni e i due capi a frutto. Lateralmente a questa cosa abbiamo? Avevamo un buco sicuramente 2 o 3 anni fa e avevamo fatto un rimpiazzo, quindi abbiamo piantato una nuova barbatella. Ecco, questa è la situazione che ci troviamo di fronte, oggi, che è appunto il periodo invernale e che quindi questa vite ha sviluppato due gemme, che ha creato 2 bei germogli che dopo si sono lignificati e al momento noi li gestiamo come dei tralci. Questa è una vite che ha 2 anni e sta entrando quindi nel suo 3° anno, quindi vuol dire che noi l'anno scorso avevamo lasciato questo pezzo di tronco, questo tipo speroncino possiamo chiamarlo, e appunto da queste 2 gemme ha creato il nostro materiale con cui quest'anno dobbiamo andare a lavorare. Noi a questa vite quest'anno non chiediamo di produrre frutto, ma ovviamente dobbiamo darle una mano affinché possa sviluppare bene le radici, si possa fortificare e possa in prospettiva andare a fare frutto, appunto perché di fianco a 2 viti che sono grandi, avranno un bel apparato radicale e hanno chiaramente il loro spazio che occuperanno, quindi questa vite deve un po' andare a difendersi e deve creare anche essa il suo apparato radicale e il proprio spazio di vita. Noi cosa dobbiamo andare a fare quindi? Dobbiamo andare a selezionare uno dei 2 tralci che sono rimasti, quindi vedete qui abbiamo questi 2 tralci che partono e noi dovremo andare a selezionare uno e scartarne l'altro. Per scegliere il nostro capo a frutto, che dopo non è proprio il capo a frutto, ma sarà il legno di cui dopo si svilupperà il fusto, andiamo un po' a seguire il percorso linfatico e andiamo a trovare questo bel legno, questo bel ramo che si è sviluppato bene, che ha una buona vigoria e quindi lo andremo a sviluppare come materiale appunto da tenere, da allevare. Quindi andiamo a procedere con un taglio che andremo a fare a distanza rispetto a questo legno, quindi andremo a alzarci un po' e andremo a fare un bel taglio e andiamo a eliminare questa porzione di tralcio. Una volta aver selezionato il nostro tralcio andiamo a eliminare questo in modo tale da crearci uno spazio di lavoro congruo e andiamo a rifilare il legno del tralcio che abbiamo voluto tenere. Ecco, come vedete questo è un tralcio, come dicevamo, molto vigoroso, si è sviluppato in altezza. Ovviamente a noi non serve tutta questa altezza, ci fa piacere che abbia questa vigoria perché da qua poi si spera che appunto possa dare origine a una vite longeva e che abbia una buona vigoria, ma ovviamente a noi non interessa tutta questa vigoria. Ecco, noi in questo modo abbiamo selezionato il nostro tralcio, lo accorciamo di un'altra gemma in modo tale che più o meno sia
abbia una gemma sopra rispetto al primo filo, in questo caso, in modo tale che abbia la possibilità di accrescere, ma allo stesso tempo anche di saltare fuori rispetto, diciamo, anche alle altre piante, altrimenti se la accorciassimo ancora un po', magari le altre piante potrebbero darle fastidio o farle ombra. In questo modo noi abbiamo garantito, diciamo, la possibilità, diciamo, a questo tralcio di piano piano diventare un bel fusto. Ecco, una volta aver fatto questo, diciamo, questo lavoro, completiamo il tutto con l'assicurazione, diciamo, attraverso un po' di tubetto al nostro tutore, perché è molto importante che il nostro fusto possa crescere bello dritto, bello verticale, non subisca grosse, diciamo, curve, proprio perché almeno, diciamo, piano piano, man mano che si svilupperà, potrà crescere appunto verticale, dritto, senza gobbe, senza curve, e aiutarci, diciamo, ecco, a mantenere ben dritta la sua direzione. Molto importante andare a legare fino all'ultima gemma, altrimenti se noi tenessimo il legaccio un po' più basso, con lo sviluppo dei germogli, della parete fogliare, si potrebbe piegare. Se noi andassimo a legarlo qui, magari questi germogli potrebbero andare a creare del peso e a piegarlo e a creare delle strozzature. Diciamo, per evitare questo, per esperienza, preferiamo andare a fare l'ultimo legaccio qui sopra, in modo tale da evitare questo inconveniente. Ecco, come vedete adesso fusto bello verticale, bello fissato, bello ancorato al nostro tutore di ferro, il nostro palino di ferro. Ora, diciamo, il lavoro invernale è concluso. Dobbiamo comunque prevedere un bel lavoro primaverile estivo per completare lo sviluppo di questa pianta. Come vedete noi abbiamo la presenza su questo fusto di diverse gemme, soprattutto nella parte qui bassa, che, diciamo, non ci interessano di per sé. Noi potremmo andare a ciecarle in questo modo, o con la forbice o con le dita, potremmo già andare a ciecarle di fatto senza alcun problema, perché di fatto queste gemme a noi non interessano. Possiamo fare un passaggio, come dicevamo, più passaggi diciamo primaverili estivi nel, diciamo, monitorare queste nuove piantine, e dovremmo andare a fare quindi una potatura verde ben mirata, cioè dovremmo andare a tenere le ultime 3 gemme almeno, in modo tale che avremo la garanzia di avere 2 speroni ben posizionati. Come vedete, questo che punta verso questa direzione, quest'altra gemma farà uscire un altro germoglio in quest'altra direzione, quindi ben posizionati lungo, diciamo, il cordone di ramificazione, ed ecco che quindi l'ultima gemma potrà essere candidata al futuro capofrutto, e il resto potremo andare a pulirla in modo tale che questa, diciamo, 3 o per sicurezza anche la 4ª gemma mi vadano a creare quella che è la futura, diciamo, lo sviluppo fogliare futuro, e il resto delle gemme vengano appunto eliminati, il resto dei germogli vengano eliminati. Diciamo, con questa strategia secondo noi appunto ci troviamo bene con questa strategia, perché in questo modo noi abbiamo un bel cordone lungo e ci consente di trovare 2 speroni l'anno prossimo in una posizione congrua, cioè non sono troppo alti, non sono troppo bassi. Diciamo che la testa della vite, indicativamente lo sviluppo, diciamo, della ramificazione sarà in questa zona. Se noi l'avessimo tenuto troppo più basso, appunto, è difficile, perché dovremmo far ripartire un altro ipotetico capofrutto, comunque un altro ipotetico, ecco, ramo da cui dopo sviluppare la testa. Per cui in questo modo abbiamo una crescita più lineare e allo stesso tempo abbiamo le 2 uscite laterali. Ecco, questa è un'altra vite che noi dobbiamo andare a gestire. Come vedete, liberiamo da questa protezione che avevamo lasciato biodegradabile per quanto riguarda eventuali attacchi, freddi, geli, eccetera, e anche in questo caso dovremo andare a gestirla e creare un nuovo fusto. Rispetto alla situazione precedente, in questo caso abbiamo una scelta obbligata, cioè abbiamo un solo diciamo, germoglio che si è sviluppato ed ha lignificato veramente bene, ottima vigoria, ancora più vigoroso della pianta precedente. Quindi brevemente andiamo a ripulirlo, posizionarlo nel modo corretto, e come dicevamo prima andiamo più o meno a contare le gemme che ci restano sopra il primo filo, quindi una gemma sopra, e completiamo il tutto legando al tutore.
Molto importante dare una buona verticalità alla pianta, proprio perché, essendo una pianta rampicante, la vite ha bisogno di un buon sostegno, di una buona, diciamo, di un buon ausilio a crescere dritto, in modo tale da poi svilupparsi in modo corretto. Anche in questo caso possiamo già ipotizzare quello che sarà il lavoro dell'inverno prossimo. Ovviamente in estate sempre controllo e gestione dei germogli, ma il prossimo inverno, che sarà il lavoro molto importante da fare su queste piante, cioè andare già a prevedere il lavoro, quindi le due uscite laterali appena sotto 6-7 cm dal primo filo, quindi posizione, come dicevamo, congrua, e l'ultima gemma verrà poi gestita da capofrutto. Ovviamente tutto questo se le nostre gemme, se la nostra pianta è in forze, è diciamo, nella modalità positiva di appunto sviluppare le nostre gemme. Ecco, in questo caso invece siamo di fronte a un'altra vite che non ha sviluppato tanto diciamo il legno. Come vedete è tutto un legno molto piccolino, non molto vigoroso, e quindi dobbiamo gestirla con estrema cura. Quando ci troviamo di fronte a delle viti che sarebbero che entrano nel terzo anno, diciamo che hanno 2 anni, come in questo caso, che non hanno la vigoria delle viti precedenti, diamo precedenza, diciamo, a una potatura di allevamento che, diciamo, rispetti un po' i tempi della vite. Quindi è inutile andare a tirar su un tralcio che malapena arriva al filo di banchina, non è chissà che sviluppato, e poi tra virgolette sacrifichiamo la vite per i prossimi anni a, diciamo, far fatica a emergere e a sviluppare, a radicarsi e a creare poi di fatto la giusta quantità e la giusta qualità di uva. In questo caso preferiamo accorciare bene il tralcio da tenere, teniamo un paio di gemme in modo tale da avere questa gemma, una gemma probabilmente qui basale, ma poi quello che ci interessa anche potrebbe essere questa gemma che è posizionata anche bene per il futuro, in modo tale da creare continuità linfatica con il prossimo anno e andare a sviluppare un tralcio. Assicuriamo comunque la nostra piantina al tutore, in modo tale che non subisca degli stress, dei movimenti strani, e si possa radicare bene. Ok, quindi noi abbiamo la nostra pianta abbastanza, diciamo, tutelata da questo lato, e posizioniamo di nuovo la protezione in modo tale che possa, diciamo, svilupparsi con le massime protezioni. Queste comunque sono protezioni biodegradabili che comunque durano alcuni anni, per cui noi tendiamo a riutilizzarle. Come vedete si vede benissimo appunto che sono state usate, perdono un pelino l'elasticità forse qua nei ganci per fissarle, per cui noi nel dubbio un giretto di tubetto in modo tale da essere sicuri che non voli via con il vento. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, speriamo che il contenuto vi sia piaciuto. Commentateci come siete messi voi con i lavori nella vostra azienda, come stanno proseguendo durante questo periodo dell'anno, e ci diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo con una nuova puntata.